La prima cosa che mi viene per la testa e penso a 27 anni fa, quando abbiamo fatto un'assemblea con una latteria che ormai era alla fine e che molti pensavano di vedere il cadavere della Soligo scendere lungo il fiume Soligo, trovarsi qui oggi dopo 27 anni e con dei buoni bilanci e dei prodotti che sono perfetti, io credo che per me e per tutto il Consiglio di amministrazione e i soci sia sicuramente un qualcosa di importante, perché sempre abbiamo messo davanti a noi la famiglia, le nostre aziende, la nostra voglia di produrre i prodotti perfetti che stiamo producendo e da sempre li abbiamo migliorati portandoli alle nostre famiglie. Tutta la nostra produzione, 1 milione di quintali di latte, va tra lo stracchino da 1 etto a 1 litro di latte a un pezzo di formaggio nelle nostre famiglie. Io credo sia un grande orgoglio per questo territorio, che poi lo ritengo uno dei più bei territori d'Italia, in cui, a parte l'UNESCO, ma se l'UNESCO c'è io credo che ci sia anche perché la latteria di Soligo un tempo con i suoi soci su questi terreni avevano il fieno, le vacche. Oggi ci sono dei vigneti meravigliosi, ci sono anche dei produttori, e quando parlo di prodotti perfetti è perché è una terra perfetta, una terra che dà qualcosa di meraviglioso. I numeri sono buoni, oltre 110 milioni di euro di fatturato, un buon conguaglio, un buon prezzo del latte ai soci. Magari anche il 2026 potesse essere così, ma non la vedo. È un momento un po' difficile, è un momento in cui vedo io da parte mia un'Europa che non ci è amica, un'Europa che ci lavora contro, ma è un'Europa che non lavora contro ai produttori, è un'Europa che lavora contro al consumatore, a quello che, perché se ci tolgono. Adesso mettono in discussione anche l'acqua, mettono in discussione tutta la parte ecologica che loro vorrebbero, non concimi, non difese alle nostre colture. Ma che cosa pensate di poter andare a produrre? Una volta in Italia c'erano 70% di agricoltori, oggi ci sono 2-3% di agricoltori che andiamo col badile a riuscire a combattere le malerbe o gli insetti. Io credo che c'è qualcuno che avrebbe bisogno del psicologo o anche del psichiatra. Io credo che le sfide da 27 anni fa non sono mai mancate e dobbiamo sapere che ogni giorno che ci alziamo la mattina, io sono un allevatore e quando mi alzo la mattina guardo sempre nel mio allevamento se tutti i miei animali stanno bene, e purtroppo c'è qualcuno che bisogna curarlo e fare qualche cosa. Il nostro mestiere è sotto il cielo, pioggia, sole, grandine, brina, c'è di tutto via dicendo. Io credo che siamo forgiati per questo, ma lungimiranti per dire che se un popolo non ha, e noi lo facciamo, se nella cascina non c'è foraggio, non ci sono alimenti per gli animali, non possiamo avere un futuro. I nostri governanti non hanno questa lungimiranza, infatti ci troviamo che basta una crisi di 4 settimane senza gasolio, basta poco per trovarsi anche con le pance vuote. Allora io dico che noi tutti dobbiamo essere attenti a questo. Un popolo, e qualcuno lo dimostra, i paesi più forti, bisogna avere i granai pieni, lo dicevano ancora gli egiziani un tempo, i granai pieni, e naturalmente per produrre bisogna avere anche le energie disponibili. Io credo che le nostre aziende abbiano tanto potenziale, perché non tutti facciamo le stesse cose. Io credo che con i presidenti il rapporto è bellissimo, è un buon rapporto di amicizia da produttori. Per quanto riguarda quello che dobbiamo fare, credo che i vicentini sono sicuramente un nostro partner, che potrebbero diventare nostri partner e scambiarci in maniera buona. Busche sicuramente ha dei prodotti e una cooperativa ben strutturata. Detto questo, noi dobbiamo lavorare per costruire, e il messaggio che do è cominciare a lavorare per costruire un percorso. Questa è la grande forza della famiglia, perché dove c'è famiglia c'è forza e c'è continuità, perché se non ci fosse la famiglia saremmo andati via tutti. Perché siamo qui? Perché questo popolo, queste colline sono così radicate? Per la forza della famiglia, perché è la famiglia che dà la forza. Ricordatevi che senza famiglia la gente scapperebbe, andrebbe da una parte all'altra. La famiglia ci fa rimanere nel territorio.
Ieri cambio totalmente orizzonte e luogo. Ieri ad Agriform abbiamo festeggiato un grandissimo bilancio, una grandissima situazione, però con delle prospettive che non sono proprio così semplici. Dobbiamo essere uniti cercando di mettere al centro alcuni prodotti, lo dicevo ieri, non c'è solamente il grana padano e il parmigiano reggiano, ma ci sono anche altri formaggi minori, tipo la casatella come in questo caso, il piave, l'asiago, montasio. C'è anche alla fine una situazione da risolvere per quanto riguarda il latte. Il latte UHT deve essere in asta, diciamo, per indigenti, latte italiano, non può essere solo latte europeo. Lo dico perché nel tavolo del latte nazionale noi dovremmo, io per primo, portare avanti questa situazione e cercare in qualche maniera di evidenziare dei prodotti DOP minori, ma che non sono minori in termini di quantità, ma sono minori in termini di origine, di provenienza, e non portare avanti solamente aste legate a grana padano, parmigiano reggiano e formaggio pecorino, diciamo pecorino in generale. Questo dipende anche dalla politica. Il ministro è particolarmente sensibile su questa questione, io l'ho anche già informato diverse volte su quello che possiamo fare e lui è d'accordo. Aggiungo anche che c'è una prospettiva di allargamento dei mercati in termini di prospettiva proprio commerciale, si sta facendo un grosso lavoro con ICE e si stanno creando delle boutique di prodotto con una permanenza abbastanza lunga sui mercati in termini di promozione. Queste sono le azioni che dobbiamo mettere in campo. Poi attenzione, se la guerra continua o se la guerra finisce cambia completamente la prospettiva del sistema. Perché? Perché alla fine i costi che ci sono in azienda in questo momento sono costi insostenibili e ci portano fuori mercato. Se la guerra finisce si ritorna a una situazione di normalità. Secondo me non ci saranno fusioni, non ci sarà assolutamente nulla di questo, ci saranno degli accorpamenti delle singole realtà cooperative, ma ci dovrà essere una grande collaborazione di prodotto. Qualcuno fa bene lo yogurt e dovrà essere venduto anche da altre realtà, qualcuno fa bene il latte e in qualche maniera dovrà essere messo a disposizione di altre realtà. Cioè la cooperazione in questo momento deve parlarsi. Lo stiamo già facendo, ed è anche su questo che il tavolo del latte nazionale deve operare. Nell'ultimo tavolo, quando abbiamo fissato 47 centesimi il litro, i grandi industriali sono stati ammoniti di seguire una determinata linea, pena la denuncia alla Guardia di Finanza. A mio avviso il ministro ha fatto bene e questa linea, che è una linea del Piave sul prezzo, deve essere seguita anche più avanti. Ci aggiorneremo a luglio sul nuovo rinnovo del tavolo del latte, ma dobbiamo usare delle armi precise e mirate anche su questa questione. La latteria Soligo rappresenta un fiore all'occhiello non solo per il comune di Fara del Soligo, ma per l'intero comparto, per l'intera provincia di Treviso e non solo. È sinonimo di garanzia, di qualità, di cultura, ma anche di tradizione. Quindi il ringraziamento va al Consiglio di amministrazione sicuramente per l'impegno profuso in questi anni, ma a tutti quanti i soci, perché nonostante le mille difficoltà continuano a crederci in quello che è un nome ormai riconosciuto a livello internazionale. Quindi grazie, e per noi ovviamente come amministrazione comunale è un onore avere una latteria così longeva e così insomma conosciuta.